Oh, ma che è sta roba? Scusa. San che Van Basten Treviso va in cielo. Principi attivi lo stadio in eterno. Coppa campioni con ogni fratello lo stemma cucito all'interno del petto. Sono uno Shaolin, sarò uno Shogun. Sparo missili come Kim Jong-un. Tu fai Mujahideen, sembri Winnie Pooh. Tu non rappi più se non c'è più YouTube. Quando sono sopra il palco urlo in tutti Dio c'è. Venerato da sti rapper come fossi Dio Nash. Ho cominciato a giocare a calcio 4 anni fa perché è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quando ho avuto l'opportunità di trovare una squadra femminile comunque senza impegno, quindi potevi provare, vedere se ti piaceva, eccetera, ho deciso di andare, anche se quel giorno stavo abbastanza male, ero infelice, però mi è arrivato il messaggio: ehi Esma, vuoi venire, vuoi provare a giocare a calcio con noi, fare un allenamento? Sono subito andata e mi ha cambiato sia la giornata che la vita. Questa boss prende tutto peggio delle inglesi quest'anno nel calcio. MVP alla rap battle, metti Messi con Ronaldo. Ho sempre avuto la passione del calcio perché ho sempre amato guardare le partite di calcio e non so, l'aria da ragazza che gioca a calcio mi ha sempre ispirato, quindi nel mio piccolo ho sempre voluto essere quella ragazza che giocasse a calcio, non per le altre persone ovviamente, perché non lo sa quasi nessuno. Ci sono ragazze molto più brave di me, non sono fortissima, però mi piace giocare, quindi ci gioco. Sono in gara come stesso qua zero rivali. Pare queste serpino non mi capiscono, ma se capiscono è sicuro perché ce l'hai fatta. Bella quella marca, sputo sulla tua mista. Noi suoni di marca, tu hai la roba già vista. Giri in piazza borsa, sembra un capitalista. Dalla nebbia di provincia fuori i capi di lista. Siamo fuori da mesi, ora sto posto è rinato. Vivo in un buco di culo ma non mi sono bucato. Pensarvi fossimo resi ma abbiamo appena iniziato. La mia religione sì, certo, mi permette di giocare a calcio, anzi è molto consigliato il fatto di avere una vita movimentata, di prendersi cura del proprio corpo e di non perdere mai l'equilibrio, quindi è molto consigliato fare attività fisica e prenderci cura del corpo che Dio ci ha dato. لعب عليهم طيز وفي الاخر اللي فايز غادي مرولي ما عرفش نشغل صايب انا وصاحبي مروبني رجع من الزرايا هذا الراب منهم قاعد يدخلوا بالحياة. Il mio habitat naturale della corsa, i posti nascosti di Trevignano. Ovviamente mi metto un body e dei leggings sotto la divisa e mi metto il velo un po' a mo' di turbante. Il divieto sarebbe quello di far vedere il proprio corpo, non penso neanche sia tanto un divieto, è una scelta. Quindi io scelgo di non mostrare il mio corpo, però in compenso posso fare tantissime altre cose. Quando l'italiano mi vede giocare con il velo, ovviamente dice: non dovrebbe essere segregata in casa. A primo impatto pensi che sia una cosa strana vedere una ragazza con il velo, però comunque conoscendo una persona e sapendo che oltre a un abbigliamento diverso, sostanzialmente non c'è niente di differenza, magari nella mentalità, nel modo di fare, capisci che è solo una barriera che ti sei costruita a te nella tua mente. I miei genitori mi hanno dato un'educazione normale, hanno sempre voluto spronarmi verso l'università, verso gli studi, per non avere una mente chiusa, per avere delle porte aperte per il futuro. In quanto alla religione, mi hanno insegnato a pregare e a praticare la mia religione, ma non mi hanno mai obbligata a seguire una strada. Individualmente ho capito ciò che faceva per me e le mie convinzioni, quindi sono qua. Stiamo partendo adesso per andare al convegno, sono tanto emozionata, spero che vi aspetti una bellissima giornata e bellissimi momenti e niente, ci vediamo dopo. Le ragazze qui, i ragazzi di qua. Accomodatevi, state tranquilli, chiacchierate, prendete posto e inshallah poi si inizia.
mio rapporto con la religione è un rapporto in fase di costruzione. Anch'io faccio i miei sbagli ovviamente, però cerco comunque di migliorarmi ogni giorno sempre di più e di studiare e capire meglio la religione. Prego 5 volte al giorno, faccio il Ramadan, cerco di aiutare i più poveri, però comunque non sono arrivata ancora a un livello tale da poter dire che sono una musulmana perfetta al 100%. Assalamu alaikum. Inshallah. Benvenuti a questa bellissima 17ª edizione del convegno dei giovani musulmani d'Italia. Il tema di questo convegno è l'eccellenza. L'eccellenza è dietro le quinte, è giorno dopo giorno. Noi ai vertici di questo convegno abbiamo 2 persone laureate con 110 lode. Voi pensate con 110 lode capita così per caso? Vai un giorno dal prof, lo freghi, leggi il riassunto del libro su internet e poi ti metti 110 lode. No, è giorno dopo giorno, è costanza. L'abito, sapete che non fa il monaco? E questo detto io lo condivido. Io voglio che voi capiate questo, che le cose si costruiscono giorno dopo giorno. Il sapere è fatto di minuti di sacrificio, quei 20 minuti sul pullman che apri il libro e studi, quel giorno fino a mezzanotte a studiare. Un corpo sano è giorni di palestra, ogni giorno che in palestra sollevi i pesi. Le cose si costruiscono con la costanza, passettino dopo passettino. Ciao a tutti, questo è il penultimo giorno del convegno, sono carichissima ma anche triste allo stesso momento perché non voglio lasciare questo bellissimo posto, ma domani dobbiamo partire. In ogni caso è stata un'esperienza bellissima, ho imparato nuove cose, ho conosciuto nuove persone, spero di tornarci l'anno prossimo e spero che ci siate anche voi con noi. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. Ho iniziato a portare il velo tanti anni fa. Ero ancora piccola, non capivo il significato del velo e di tutto ciò che ci stava dietro. L'ho messo un po' per gioco, un po' perché ce l'aveva la mia amica, un po' perché mi piaceva vedere le ragazze con il velo, perché mi davano un'aria più intellettuale. Quindi ho deciso di provare a metterlo. I miei genitori all'inizio erano in totale disaccordo, però infatti erano convinti che io arrivassi a una certa età e decidessi di toglierlo. Però ho tenuto il mio velo e ho iniziato a capire meglio il significato del velo e ho iniziato ad amarlo sempre di più fino ad oggi e non penso di toglierlo mai. Il velo per me rappresenta la mia libertà di essere, di esprimermi, di credere in ciò che credo. Molti dicono che il velo sia un qualcosa che opprime la donna, ma in realtà ti valorizza ancora di più perché le persone non si soffermano più sul tuo aspetto fisico, ma su ciò che sei tu dentro. Quindi per me il velo è davvero la mia arma per continuare a vivere, per diventare sempre più forte, per non ascoltare i giudizi della gente e continuare a credere in ciò che credo io. Hola, ciao! Hola. Oggi stiamo andando io, Anna e Nayet in ospedale per donare il nostro sangue e spero vada molto molto bene. Qua qualcuno ha paura degli aghi e del sangue, quindi speriamo che nessuno svenga. Ciao! Wow. Yeah. Hey. TV Gang. TV. Wow. 3100. Yeah. 3100. Centro trasfusionale. Ok. Ciao ragazzi, siete vive? Abbiamo finito la visita e abbiamo fatto colazione finalmente. La parte più bella. Morale della favola, ragazze, donate e mangiate. Perché il cibo fa bene. È buono. Il cibo è buono, fa bene. Esatto. A meno che non siate Ramadan.
Ciò che fa più male non sono le parole dette dalle persone, semmai gli sguardi con il quale le persone ti guardano come se fosse un pericolo costante che li circonda, come se gli mettessi ansia, come se tu col tuo velo riesca ad influire sulla loro vita in quel momento. La categoria di persone che mi guarda più male perché ho il velo sono i nonnini. E anche le nonnine, perché non so, per loro è un qualcosa fuori dall'ordinario, cioè appena mi vedono mi cambiano strada, cioè perché sono tanto influenzati secondo me da ciò che dicono i mass media. Oggi è lunedì 6 maggio, il primo giorno di Ramadan, infatti mi sveglio alle 3:18 del mattino per fare il suhoor, ossia il pasto prima dell'alba. Buongiorno, sabah al khair. Adesso sto andando a scuola, entro un'ora dopo perché il prof di economia non c'è, quindi recupero il sonno che ho perso per svegliarmi e mangiare. Non ho sentito come dici scusa. Come? Alzo lo sguardo poi fai scena muta. Per ora no, non adesso. Il tempo passa e rimani sempre lo stesso. Sempre fresh, wow, tanto impegno. Ho 2 bad hoes. Ho deciso di frequentare l'istituto tecnico e di seguire le relazioni internazionali per il marketing perché ho sempre amato le lingue e tutto ciò che era internazionale, quindi il mio lavoro perfetto sarebbe un lavoro che mi permetta di viaggiare, di conoscere altre persone e di sapere comunque ciò che accade nel mondo. Bueno, ¿qué podía hacer una madre o una madre abuela cuando en esta situación de terror sus hijos y sus nietos desaparecen como si les hubiera tragado la tierra? Nadie sabe, nadie habla y nadie se hace cargo. Primero, la búsqueda en soledad, porque ¿cómo se puede hablar de una cosa que ni siquiera se sabe la existencia de esa cosa o está habilitado a hablar de eso? Ho appena finito di pregare e come al solito leggerò qualche pagina del Corano in arabo, accompagnata ovviamente dalla traduzione in italiano per capire il senso. Non sento né fame né sete, il mal di testa se n'è andato via appunto perché ho dormito un'oretta e appunto sono le 6:21, l'applicazione mi dice che il Maghreb, ossia l'orario nel quale bisogna rompere il digiuno, è alle 8:28, quindi mancano esattamente 2 ore, 6 minuti e un secondo, 2 ore e 6. Bene, penso che questa giornata sia andata alla grande, non ho sofferto per niente e spero davvero che i giorni prossimi siano ancora meglio. Di solito i primi 2 giorni o 3 giorni sono quelli più pesanti, diciamo, poi ci si abitua e ci si regola anche nel mangiare e nella routine. Questo è il nostro tavolo, mancano circa 5 minuti per mangiare. Comunque ci sono delle sorelle che stanno aspettando la fine di questo video per iniziare a mettere a posto il tavolo, quindi possiamo finirla qua. Tra poco farà la maturità ed è un passo molto grande per me perché divide il mio passato dal mio futuro. Ciò che vorrò fare l'anno prossimo non lo so, sicuramente continuare con i miei studi. Stavo valutando un po' le università che ci sono in giro, pensavo di andare comunque, mi sono iscritta alla prova di ingresso per l'Università degli Studi di Trento e avevo valutato delle università all'estero, sono ancora indecisa. All'Università di Trento proverò ad entrare nelle scienze politiche e relazioni internazionali e penso comunque in qualsiasi università io vada penso di iscrivermi a questa facoltà perché è ciò che voglio fare in futuro, perché voglio conoscere di più le realtà internazionali, gli istituti internazionali, come gli stati regolano i rapporti fra di loro
e vorrei comunque fare un master in diritti umani perché i diritti umani mi sono sempre interessati e vorrei diventare un po' un'attivista e farli rispettare, provare a farli rispettare di più. Il Dipartimento si compone di 3 filoni, diciamo, di insegnamento, uno che ha a che fare appunto con diciamo, è quello più storico, più fondativo del Dipartimento, che è appunto il filone di sociologia, un secondo di studi internazionali, che è più orientato, diciamo... Oggi sono andata all'Open Day di Trento, dell'Università di Trento, Dipartimento di Sociologia per studi internazionali. Ci sono davvero tanti sbocchi come le doppie lauree, gli Erasmus e gli stage e le esperienze all'estero. Quindi penso sia il settore fatto per me. Autobus o aereo? Non so. Boh, cerchiamo col Flixbus. Ok. Treviso. Senza aeroporto. Abbiamo Treviso. Marsi. Ok. 149. Alle 5, okay. 5 del mattino. Ok. Guarda che roba. Vabbè. Questi sono solo quelli che metto. Addio. Li porterei tutti? Non si può. Comunque li comprerò anche là Beh, a sì. Marsiglia, Sì, sì, quindi... sì. Ok, allora di scuri ne porterò pochissimi perché fa caldo. Infatti. Questo velo che tu vedi qua Sì. è molto carino. Però... Cioè, vedi? Ma è molto carino. Secondo me è è troppo colorato per i miei gusti. Forse sarebbe bene, quanto va ragione. Quello A me piace. Così. Mettiamo. Fa vedere. Vedi? Ma guarda come ti sta bene. A me piace, ti No. giuro. Perché? Vabbè, dai. Stacchetti da più colorito. Sì? Sì. Sta. Sì, con qualcosa di bianco sotto. Bellissimo. Forse hai ragione, dovrei mettere più quelli colorati. Infatti ti donano veramente. Sì, sì. Questi imbocciati a priori. E niente. Sì. In effetti ne ho trovati parecchi. Sì. Ci sta, dai. Sì, sì, sì. Vediamo. Fatta. A 30 anni, inshallah, che significa se Dio vuole, vivrò non si sa se in Italia o all'estero, comunque penso in Europa. Sarò un'attivista, creerò un'organizzazione non governativa, aiuterò tanti bambini, soprattutto in Africa e in Asia. La Asma sarà una ragazza, sì, perché a 30 anni sono ancora bella giovane. E spero di essere una donna felice, una donna libera, una donna che possa essere se stessa, una donna forte e con, chi lo sa, una bella famiglia. Buonasera, sono Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia e vi do il benvenuto alla fine della visione di questo
importante documentario di cui abbiamo questa sera intanto la protagonista, Asma, buonasera. Buonasera. Che è in collegamento da Parigi, dalla città in cui si è data un futuro accademico, e cioè la Sorbona. Complimenti intanto. Grazie mille. E alla fine del documentario tu proprio parli, no, di questa idea, questo futuro che vuoi darti. Ancora era un'idea così. Adesso mi fa piacere che a distanza di tempo quell'idea di futuro si sia realizzata, e quindi complimenti per i tuoi studi. Poi ci racconterai esattamente che cosa stai studiando. Va bene. Intanto do il benvenuto e la buonasera anche a Dimitri Feltrin, che è il regista. Buonasera a voi. Grazie per essere qui, e a Luca Musumeci di Sport for Society, che ha avuto un ruolo così di stimolo, di patrocinio, di aiuto nella realizzazione del documentario. Un ruolo sicuramente maggiore di quello di Amnesty International, che insomma l'ha patrocinato, però Luca, tu ci sei stato dietro per tanto tempo. Buonasera anche a te. Esatto, buonasera a tutti. Bene, allora io inizierei chiedendo a Dimitri una cosa, o meglio, è una riflessione cui segue una domanda. La riflessione è questa: in un paese normale, di un documentario come quello che hai realizzato, di una storia come quella che hai girato, non ci sarebbe bisogno, perché sarebbe tutto, come dire, normale, no? E invece perché c'è questo bisogno? E perché hai sentito il bisogno di realizzare questo documentario su un pezzetto della storia di Asma? La ragione è più semplice di quel che sembra, ed è questa. Nonostante io abbia girato molte parti del mondo e sia entrato molto spesso in contatto con altre culture, scoprire che vicino a casa mia c'era una ragazza che conoscevo appena, che tutta graziosina, portava il velo, anche timida, anche se nel documentario non sembra, perché Asma di fondo è abbastanza timida, che pur indossando il velo giocasse a calcio, mi ha stupito me, che mi ritengo una persona open-minded, con la mente aperta, abituata a vedere cose strane e diverse dalla mia quotidianità. Il fatto che mi abbia stupito mi ha portato a rifletterci e a pensare come ci sia uno stereotipo a casa mia, nel profondo Veneto, su quella che dovrebbe essere la figura di una donna, di una ragazza musulmana che porta il velo. E quindi tutta quella serie di pregiudizi che si possono costruire intorno a questo simbolo e intorno allo stereotipo che è stato costruito intorno ad esso, se non sono riuscito io a liberarmene del tutto, forse ci sono persone che hanno viaggiato un po' meno di me, che sono un po' meno abituate a avere a che fare con la diversità, che potevano avere in qualche maniera bisogno di abbatterlo e di demolire questo stereotipo. E quindi con la collaborazione di Asma, con la collaborazione della sua famiglia, con la curiosità di andare a conoscere la vita di una persona molto diversa da me, perché di una generazione diversa, perché professa una religione diversa, perché di sesso opposto al mio, ho cercato di andarla a conoscere e di provare a presentarla, al di là degli stereotipi che normalmente si hanno su questa figura, anche a chi mi sta intorno, e questo stiamo provando a fare. E quindi potremmo dire che il titolo completo potrebbe essere: Asma porta il velo, gioca al calcio e combatte gli stereotipi. E Asma, tu questo prolungamento del titolo un po' lo senti su di te. Tu sei proprio, col tuo esempio, una sfida allo stereotipo, no? Ti senti investita di questo piccolo, grande ruolo? Giudica tu. Diciamo di sì, soprattutto da quando mi sono trasferita qui. Nell'anno in cui ho fatto il documentario, sì, avevo una vita completa, mi piaceva la mia vita, avevo tante amicizie e, come si vede dal documentario, facevo molte cose, però diciamo che
parlavo sempre con le stesse persone, no? Avevo sempre la stessa cerchia di amiche e non mi confrontavo molto spesso con ambienti diversi dai miei. Da quando mi sono trasferita, soprattutto in Francia, qui diciamo che quest'anno è famosa la questione del hijab end, quindi che vogliono comunque, diciamo, tra virgolette, bandire il velo islamico nei luoghi pubblici, ad esempio nelle scuole, e comunque, nonostante ciò, continuo io ad informarmi, a formarmi, a far vedere alle persone comunque che una ragazza con il velo è una ragazza normalissima, che può andare a scuola, che può fare tantissime cose e che può essere una donna al 100%. Quindi il fatto di combattere lo stereotipo non è un'azione attiva, diciamo, dal mio punto di vista, da ciò che faccio io, però conducendo comunque la mia vita normale, andando a scuola, facendo tantissime cose, comunque le persone, venendo a parlarmi, capiscono che comunque una ragazza con il velo è una ragazza normalissima e che può fare tante cose. Cosa stai studiando alla Sorbona? Perché appunto alla fine del documentario c'era questo interrogativo, no? Di cosa andrai a fare, quindi adesso rivelacelo. Allora, diciamo che faccio una doppia laurea. La prima laurea la faccio in letteratura francese e giornalismo, media, televisione, e la seconda in letteratura spagnola, iberica, e faccio studi latinoamericani, quindi la storia dei paesi sudamericani e la geopolitica e tutto ciò che ci sta intorno. Va bene, un po' si capiva che del documentario quale sarebbe stata il tuo desiderio. Poi c'è anche una parte in cui fai un discorso in spagnolo, una relazione in spagnolo in classe. Quindi... Beh, insomma, doppio coraggio, perché il coraggio per te, per quello che sei, anche il coraggio per andare in un paese che soprattutto in questi ultimi tempi, insomma, ha manifestato anche nelle politiche ufficiali una certa islamofobia, anche nelle prassi del comportamento della polizia, questa legge sui valori repubblicani, insomma, vabbè, adesso non buttiamola in politica perché non è neanche... Però io credo che dovremmo essere tutte e tutti d'accordo su un principio, che qualunque legge che stabilisca cosa indossare o stabilisca cosa non indossare è una legge contraria ai diritti umani, e siccome queste leggi si applicano fondamentalmente alle donne, per quanto si dica che le leggi che impongono di non avere il velo, eccetera, eccetera, siano per i diritti delle donne, dal mio punto di vista sono contro, perché impediscono una libera determinazione, che è quello che tu sostieni in tutto il documentario. E quindi io credo per te sia veramente molto importante ribadire la tua determinazione, no? La tua scelta, e dai anche una spiegazione per me profondissima che ti chiederei di ripetere a coloro che ci stanno ascoltando, no? Così le persone ti conoscono meglio, se vogliono conoscerti davvero. Sì, per me il velo è un modo di esprimere ciò che sono. È anche il fatto di essere legata comunque a ciò che credo e esprimere ciò che credo senza comunque intaccare in maniera negativa le persone che mi circondano. Sono una persona innocua, anzi cerco sempre di fare il bene e comunque portando il velo manifesto il fatto di essere una ragazza musulmana, perché quando una persona vede una ragazza anche con il velo ovviamente capisce che è la religione che questa persona segue. Fatto sta che per me portare il velo è anche il fatto di mostrare ciò che l'Islam è per la sua realtà, quindi operare il bene, fare tante cose, essere produttiva, essere presente nella società, fare un documentario per dire ciò che una ragazza con il velo in realtà è, e per comunque esprimere il fatto che nonostante io sia un po' più coperta delle altre, che comunque questo fattore non mi renda meno femminile, non mi renda meno attiva nella società, che non mi dia diritti in meno delle altre persone. E quindi per me il velo è
un po' la mia arma pacifica, diciamo, per mostrare ciò che realmente la mia religione dice di essere, che è che è una religione di pace e di amore e di rispetto. Grazie Asma. Io prima di coinvolgere Luca Musumeci volevo fare una domanda a Dimitri, un po' tecnica di regia, no? La tua scelta di alternare immagini che hai girato tu con le immagini che gira Asma, come mai questa scelta? Perché sarebbe stato obiettivamente molto complicato per un uomo di quasi 40 anni entrare completamente nella vita privata di una ragazza di 18. E a me interessava arrivarci però. E quindi anche a discapito, come dire, della purezza formale, della correttezza cinematografica, ho preferito piuttosto affidare ad Asma una GoPro, una telecamerina portatile, che lei portava con sé e che le ho chiesto di usare come se fosse il suo diario personale. E quindi nei momenti in cui riteneva significativo farlo, si rivolgeva, aveva la possibilità di rivolgersi a questa telecamera per farci vedere quello che io non sarei potuto arrivare a vedere con i miei occhi. A me è piaciuto molto questo esperimento, è stato un po' complicato perché ovviamente il mezzo telecamera sembra facile da usare fino a quando non tocca a te usarlo. E anche la forma del diario richiede di superare diversi livelli di pudore nel confessarsi in video di fronte a un obiettivo e di fronte a poi tante ipotetiche persone che potrebbero vedere quello che stai raccontando e che potrebbero quindi entrare nell'intimità della tua vita. E qualche difficoltà l'abbiamo avuta con Asma, non è stato proprio semplicissimo, però io sono molto contento del risultato, perché ci sono delle parti del suo diario raccolto nella sua storia a cui io non sarei mai potuto arrivare. E invece sono forse le parti più interessanti del documentario. Naturalmente, a mio modo di vedere. Asma nella sua camera alle 3 di notte che aspetta che sia il momento di... che inizia a pregare perché è iniziata la giornata con l'app che le dice quanto manca alla rottura del digiuno, io quella scena là, Dimitri Feltrin in cameretta di Asma non ci sarebbe andato a passare la notte con la sua telecamera e sarei stata una presenza a dir poco inquietante per Asma. E invece è uscita e sono contento che oltre al mio sguardo si sia potuto aggiungere quello originale, originario di Asma, e io a questo tengo molto, che i protagonisti dei miei lavori si riconoscano in quello che poi esce, che dicano sì, quello di cui stai proponendo un'immagine rispecchia la mia persona, il mio credo, la mia figura e il mio essere. È stato difficile quando vi siete incontrati per te, Dimitri, convincere Asma a essere la protagonista del tuo documentario, anche affidarle questa apparecchiatura? No, Com'è stato non è stato l'inizio? difficile per niente. Io ho conosciuto Asma a un incontro che organizzavo nel mio comune, dove si parlava del mestiere del giornalismo. Lei era venuta per conoscere e capire, tra l'altro Asma conosceva già il più piccolo dei miei fratelli perché avevano pure fatto le scuole insieme, quindi insomma quando l'ho avvicinata era perché c'era stata un'occasione per farlo. E quando le ho proposto Asma mi è venuta in mente questa cosa, che potrei concentrare la mia attenzione su di te, sul tuo essere contemporaneamente questo e quello. Devo dire che Asma ha recepito con entusiasmo, non ha mai tentennato nella volontà di fare questa cosa. Mi ha anche portato a casa sua per parlarne con la famiglia, perché comunque per quanto maggiorenne
a 18 anni è bene che anche l'ambiente familiare sia coinvolto e sia d'accordo in un percorso che sta facendo la figlia parte integrante della famiglia. Anche la famiglia è stata ben felice di accogliermi in casa e di accettare e di fornire eventualmente una possibile collaborazione per la realizzazione di questo lavoro, e quindi devo dire no, da questo punto di vista difficoltà non ce ne sono state. Piuttosto le difficoltà potevano riguardare appunto la rottura di alcuni tabù, perché mettersi in piazza non è facile. Per cui con Asma un po' alla volta abbiamo costruito un rapporto che adesso è di amicizia, e costruire questo rapporto ha permesso anche magari di rompere questo tabù. L'intervista che abbiamo fatto è stata fatta verso la fine dell'intervista guida spina dorsale del lavoro, è stata fatta verso la fine del lavoro, e sono convinto che se l'avessimo fatta qualche mese prima sarebbe stata molto diversa, perché ci sarebbe stata una libertà di esprimersi, una vicinanza molto molto diversa. Luca Musumeci, per Sport for Society e per Amnesty International il binomio sport-diritti è ormai, come dire, fa parte della mission, no? Questo pensi sia proprio l'esempio di come lo sport, i diritti e il mezzo cinematografico non possano contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica in favore di un modello, come dire, di società in cui si sia pari, non ci sia discriminazione, non ci sia sospetto, non ci sia lo sguardo che vede nell'altro una minaccia? Sì, noi abbiamo appena conosciuto Dimitri, insomma le sue idee di progetto l'abbiamo subito sposata, perché noi crediamo molto nel valore del valore educativo dello sport, no? E quindi quando lavoriamo perché lo sport possa esprimere al massimo questo valore educativo, escludendo gli esempi più negativi, e cerchiamo di valorizzare questi aspetti. Allora, quando abbiamo visto questo progetto, l'abbiamo voluto sposare e portare avanti, perché ci sembrava veramente un modo per lanciare questo messaggio contro le discriminazioni, contro gli stereotipi, e lo sport che veramente si presta benissimo a lanciare questi messaggi, perché lo sport di per sé, il gioco di squadra in particolare, ha in sé stesso una serie di valori che esprime positivi, e quindi il rispetto degli altri, il rispetto dei ruoli, la solidarietà fra compagni, il fatto che in qualche modo in una squadra si gioca e si è tutti uguali in qualche modo, perché tu hai un ruolo che è sportivo, non è un ruolo che dipende dal fatto di avere o meno un velo in testa, no? E quindi anche solo cioè veramente la potenza di questo messaggio pensiamo che possa essere veramente importante. E il documentario utilizza anche nel titolo proprio la forza dello sport, no? Perché qua abbiamo messo in risalto il discorso del gioco a calcio, perché questo, come dice Dimitri, è stato l'elemento che in qualche modo ha fatto, così, ha portato la curiosità, no? Rispetto a questa situazione. E noi vogliamo utilizzarla in positivo per ribadire quanto lo sport possa avere una forza in messaggi positivi rispetto al fatto che le società sportive devono essere società responsabili, che tutto quello che di bello lo sport può portare alla società deve essere valorizzato al massimo. Come dicevi tu, Riccardo, noi con Amnesty, per esempio, abbiamo questo premio Sport e Diritti Umani di cui siamo orgogliosi, perché lo sport deve assolutamente contribuire a migliorare questa società, e può farlo perché ha un potenziale immenso che non è ancora del tutto sfruttato, e quindi noi lavoriamo su questa cosa, no? Non parliamo solo agli sportivi, in realtà noi parliamo attraverso lo sport, parliamo a tutta la società, attraverso anche un filmato del genere. Tutti in qualche modo sono sportivi, hanno figli sportivi o sono tifosi,
insomma lo sport coinvolge un po' tutta la società e quindi possiamo parlare a tutti e educare a questi valori attraverso lo sport e attraverso anche strumenti come questo che spero gireranno molto nelle palestre, nelle scuole e in tutti i luoghi dove i ragazzi potranno insomma riflettere su questi argomenti. Ecco, prima di chiudere con Asma, volevo chiedere sia a te Luca che a Dimitri qualcosa sul futuro di questo documentario, no? Che dopo questa sera, che vorreste fare? Ci sono già programmi, festival, occasioni che state cercando per mostrarlo, per farlo vedere? Vado io? No, noi abbiamo già intenzione, abbiamo una serie di sostenitori e di organizzazioni che ci hanno dato il patrocinio che sicuramente ci aiuteranno a diffondere sul territorio questo documentario, a farlo vedere alle scuole, alle organizzazioni sportive, a coinvolgere la gente e quindi diciamo dopo il lancio il film dovrà girare sul territorio e sperando che il Covid ci lasci, insomma, anche poterlo vedere in presenza nel pubblico, nelle sale cinematografiche, nelle sale delle scuole. Quindi noi sappiamo che abbiamo già tutti questi partner importanti che ci hanno dato il sostegno, penso a Banca Etica, a Caritas, a tante altre, che sicuramente ci aiuteranno a diffondere questo documentario. Insomma, io approfitto anche per ringraziare tutti questi che ci hanno dato i contributi e il patrocinio, compreso Amnesty, e ringraziare anche voi che siete qua, tra l'altro, prima di tutto il regista naturalmente e la protagonista, ma anche a te Riccardo e Amnesty per l'aiuto e il contributo che ci date. È un piacere. Dimitri, vuoi aggiungere qualcosa? Che questo è l'inizio di una vita, la vita che avrà questo documentario e che sicuramente ci sono i nostri partner, quelli che hanno contribuito, che stanno aspettando il momento del lancio per poi poterlo usare. Chi ha sostenuto il lavoro lo avrà disponibile per usarlo per fare lavori di carattere didattico, educativo e culturale, quindi sicuramente una prima circuitazione ci sarà in questa maniera e poi naturalmente noi siamo a disposizione perché io lo dico sempre a tutti, se faccio un documentario è perché ci tengo che qualcuno lo veda. Se uno racconta una storia è perché dall'altra parte c'è qualcuno che la deve ascoltare. Quindi, insomma, per chi dovesse essere incuriosito, per chi dovesse essere stimolato, l'invito è quello di contattarci e di capire insieme quale sia la formula migliore per potergli dare una vita, per potergli fare un percorso. Ecco. Bene. Allora, questi ultimi pochi minuti vorrei trascorrerli con Asma. Intanto chiedendoti se a Parigi hai trovato già una squadra di calcio femminile. Purtroppo no, dato che il Covid non facilita le cose, però post-Covid sicuramente. Ma quando giocavi a calcio femminile in Italia avevi qualche modello di riferimento? Perché poi questo documentario ha coinciso con un periodo di grande visibilità per il calcio femminile, finalmente vorrei dire, nel nostro paese. C'è qualche calciatrice che ti ha ispirato particolarmente? Beh, diciamo che la ragazza che seguo e che ammiro, Manuela Giuliano, ed è una ragazza che gioca con la Roma e con la nazionale femminile ed è una ragazza che ammiro anche dal punto di vista umano perché è sempre, nonostante i livelli calcistici che lei abbia, è sempre una persona umile che valorizza gli altri e quando ammiro uno sportivo in realtà non lo faccio solo per ciò che è sul campo, ma anche fuori dal campo. Quindi diciamo che Manuela Giuliano è la mia preferita. Però non gioca nel tuo ruolo esattamente, no? No, però lei gioca a calcio a 11, quindi è un po'... Sì. Beh, io ho in mente come modello, non so che ne pensi anche Sara Gama, anche come ispirazione da un punto di vista proprio di ideali, al di là dello sport, no? È una persona che insomma si batte anche per
sconfiggere stereotipi, discriminazione, ogni tanto poi viene anche, è oggetto anche di odio, purtroppo. Sì. Sì, diciamo che è una persona che in realtà qualsiasi persona, nonostante i livelli calcistici oppure sportivi, che comunque si batte per qualcosa che va oltre, per me è una persona da ammirare. Senti, nel documentario è stato girato durante il Ramadan, e tu ne parli con una grande compostezza, proprio con gioia, perché è il mese importante, no? Per te, per la tua comunità religiosa. E dicevi, ma io il primo giorno tutto bene, il secondo bene, e poi è andata bene l'anno scorso, e quest'anno ci vediamo di nuovo col Ramadan. Come stai? Esatto, bene, bene, sono viva. Va bene, questo diciamolo, perché poi sembra che le persone debbano soffrire, autoflagellarsi, e c'è invece molto di purificazione, no? In questo mese, molto di Sì. ascesa. Sì, esatto, ma al di là dal punto di vista religioso fa bene, è consigliato anche dal punto di vista salutare, perché comunque il corpo è come se si rinnovasse, quindi astenendosi dalla fame e astenendosi dal cibo e dalle bevande, comunque il nostro corpo è come se ringiovanisse in qualche modo. E infatti va molto di moda questo digiuno intermittente che comunque molti sportivi fanno, che portano avanti ed è molto consigliato. Quindi ovviamente il Ramadan non è, ci sono persone, categorie di persone che non possono digiunare, alle quali non è consigliato digiunare, come le donne incinte, le donne con il ciclo, le persone in viaggio, le persone malate con disturbi alimentari, quindi non è così. Quando una persona comunque quando ciò che la religione ti consiglia, ti impone, va contro la tua salute, comunque sei sempre, c'è sempre una soluzione. Bene, io direi che con questa frase c'è sempre una soluzione, che è un po' di auspicio anche in questi tempi difficili. Poi per il tema che domina le nostre vite, la soluzione, cioè si chiama vaccino, e quindi speriamo che questa fase passi presto anche con questa soluzione. Grazie, io terminerei qui, quindi grazie veramente tante Asma, grazie Dimitri, grazie Luca, e mi auguro che, così come la visione del documentario, anche questa piccola chiacchierata sia stata interessante, e buon proseguimento di serata a tutti e a tutti. Grazie, buona davvero. serata. Arrivederci. Buona serata.